Buonasera, siamo qui con l'assessore all'ambiente della Regione Veneto, Maurizio Conte, ospite dell'Argab al Circolo Wigwam di Azzarello. Questa sera dunque parleremo di ambiente e di problematiche scottanti, una tra queste la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio. Sì, un Veneto che ha dimostrato forti criticità e adesso, oltre all'emergenza, bisogna puntare su interventi strutturali che garantiscono un territorio che sia sviluppato a livello urbanistico, che però forse ha considerato poco quello che è stata sia la manutenzione che le opere strutturali che già dopo il 66, dopo la grande alluvione, avevano messo in evidenza le priorità. Ora bisogna intervenire anche magari con le poche risorse che si hanno, però facendo sinergia, soprattutto col mondo imprenditoriale, con coloro che dovranno poi intervenire. E noi vogliamo che ci sia appunto la massima attenzione a un sistema idraulico veneto che dai monti ai nostri litorali sicuramente un sistema complicato, ma che ha visto nel passato l'insegnamento della Serenissima in quella che è stata la gestione del nostro territorio. Questo dobbiamo prenderlo veramente in considerazione e investire le risorse partendo dal territorio, facendo considerare che anche dai comuni, anche dalla pulizia dei fossi, il sistema ha bisogno di attenzione. Poi ci sono le grandi opere, dalle casse di illuminazione, da quelle che sono la necessità di rivedere il sistema dei nostri argini, solo in provincia di Padova 1100 km di argini, quindi è questa la dimensione di un piano che è stato individuato che ipotizza 2 miliardi e 700 milioni, una cosa impossibile, un secondo Mose, ma c'è bisogno veramente di mettere in atto un'azione che man mano mette in sicurezza il nostro territorio. E ad un anno dalla grande alluvione che ha devastato gran parte del Veneto, cosa possiamo dire che sia già stato fatto? È stato fatto poco rispetto a quello che si dovrà fare. Si è messo in sicurezza i punti critici dove è avvenuto la rottura degli argini, si sta ripristinando lo stato antecedente, ma noi dobbiamo intervenire veramente in maniera strutturale. E questa è la prima fase, quella delle casse di espansione. Abbiamo già approvato una delibera, ci vorrà il suo tempo per mettere in atto la progettazione, gli espropri necessari. Anche qui si è tentato di trovare un accordo con le associazioni di categorie agricole per garantire che il danno venga già previsto nell'opera e non si aspetti l'allagamento dei campi per risarcire i danni. Dobbiamo intervenire in maniera strutturale e questo è l'obiettivo di questa fase che sicuramente è critica, non rassicura sicuramente il cittadino, ma è una presa sicuramente di consapevolezza anche da parte della Regione che bisogna partire. E per quanto riguarda un altro tema caro all'ambiente sono i rifiuti, e ultimamente il famoso SISTRI è stato ritirato, poi è reintrodotto. Quali sono le novità appunto? È un sistema che sicuramente sarà utile sotto l'aspetto del controllo di quello che è il trasferimento, lo spostamento, lo smaltimento dei rifiuti speciali delle nostre imprese, ma bisogna garantire che alle nostre imprese sia data la possibilità di accedere in maniera semplificata, senza appesantire e soprattutto nei costi di una gestione che molte piccole imprese, dobbiamo considerare che le nostre sono tante piccole imprese, non possono appunto accollarsi costi esagerati. Allora è su questo che con il Ministero dell'Ambiente stiamo facendo pressione come regioni proprio per garantire questo. Al di là di tutto noi dobbiamo appunto garantire un sistema della gestione dei rifiuti che dall'urbano al rifiuto speciale deve essere garantito soprattutto sull'autosufficienza e su quella che è una gestione anche imprenditoriale. Il Veneto su questo ha dimostrato una forte attenzione, ha visto anche forti investimenti privati nel settore dell'imprenditoria che gestisce e recupera soprattutto il rifiuto, anche qua un aspetto importante del riciclaggio, di quella selezione che tramite appunto la raccolta differenziata i nostri cittadini ogni giorno fanno, ma che sta dando i risultati rispetto a altri territori magari dell'Italia che hanno dimostrato che non sono ancora in grado di dare una risposta concreta nella tutela dell'ambiente e nella qualità della vita. Grazie. Grazie a voi.